Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. They never be working when they ought to should. They waste your time, they're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God they got the most, and every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most, and every business on the coast. They got the flakes. You can't fix your brakes. You ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit, but they won't be fixing it. They're lying and lazy. They can be driving you crazy. Swear to God they got the most, and every business on the coast. Yeah, swear to God they got the most, and every business on the coast. Take it away, Bob. I ask as nice as I could if my job would somehow be finished by Friday. Well, the whole damn weekend came and went, Frankie. Wanna buy some Mendy's, Bob? You know what? That didn't do nothing. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te Natalia, buonasera ai radioascoltatori di Radio Libertà. Il benvenuto come sempre questa sera ce lo dà Frank Zappa con il pezzone Flakes del 1979 dall'album Shake Your Booty. Io sono Lorenzo Viviani, di regia naturalmente c'è la nostra Natalia e dall'altra parte, lontano, in quel di Milano, c'è lui, c'è un uomo che dedica i suoi pomeriggi e alcune mattine a questa radio, che ormai è diventata questa voce quasi drammaturgica di Radio Libertà. Vi fa ridere, vi fa sorridere, vi fa piangere a volte. No, improvvisazione. Ho improvvisato, Antonino. È lui, Antonino Danna. Dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, di quel sicuro il fulmine tenea dietro al baleno. Scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Fu vera gloria ai posteri l'ardua sentenza. Ecco, sei contento? Io volevo cominciare con Barbera e Champagne, visto il posto dove sei stato, invece mi hai fatto esordire così, provando a imitare l'immenso Vittorio Gassman quando da fine dicitore leggeva sia la Divina Commedia che le opere del Manzoni. Comunque, buonasera e salute. Permettete, prima la creanza. Buonasera Natalia e buon lavoro. Buonasera a te, caro Lorenzo, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1176 di oggi, venerdì 17 di aprile dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. 340-670-9659 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 per il telefono quando ve lo dirà Lorenzo. E intanto torniamo a bomba. Lorenzo, due cose. Primo, dove sei stato
Diccelo, faccelo sapere. Diccelo, Secondo, faccelo. Vabbè, ma scusami, eravamo insieme, mi hai anche intervistato, no? Cioè, lo cosa so. vuoi spoilerare? Allora. Repetita Juvent, mio Repetita caro. Juvent. Allora siamo stati perché era lo stand del Parco Nazionale delle Cinque Terre, un parco che diventa una vetrina per i propri prodotti, perché il mantenimento del territorio lo fa l'agricoltura, perché il paesaggio rurale famoso in tutto il mondo, i nostri terrazzamenti sono mantenuti dai nostri agricoltori. Quindi Vigna Italia è una vetrina per raccontare che esiste un parco nazionale dove il vino è fondamentale, è l'anima del parco, e dove l'agricoltura, che arriva da un'area protetta, è un presidio paesaggistico insomma di enorme valore. Quindi insomma è stata una 3 giorni, abbastanza 3 giorni di più, da domenica a mercoledì, Vigna Italia, molto impegnativa, dove insomma ci sono state tante persone, sono passati tanti ministri, sono passati tante autorità, ma soprattutto è stato bello vedere anche i piccoli vignaioli, viticoltori che hanno lavorato insieme, hanno spiegato i loro vini, hanno raccontato una storia diversa di un posto che molte volte viene anche raccontato in maniera superficiale, mentre il racconto quello autentico è quello che arriva proprio da loro, insomma, dalle voci degli agricoltori. Detto questo, Antonino, sono le 17:39 minuti. Sono le 17:39 Sì. minuti e non è ancora detto la tua sgasata, la tua carrellata, la tua prima, seconda, terza, quarta. Io sono Antonino No, Dario. io l'ho già detta veramente. Sì, però di solito fai tutta la tua tiratera, che è giusto L'ho già dirla. fatta. Non l'hai già fatta? Non ti ho ascoltato? E benedetti Dio, manco mi hai ascoltato. Sono così, no, Dio, sono così, sei stato così. Ingrata. Stanchezza ingrata, come hai fatto? Adesso ti sei immedesimato, guarda come l'hai detto. L'hai detto proprio ingrato. Veramente, Ingrato. non ho parole, veramente. No. Coppia La stanchezza incivile, della spacco giornata, qua, spacco là, poi uno fa arriva alle tutti i 18. riti di introduzione e quello lì magari sta pensando a un altro. Ma vedi tu che roba. Gelosa. Ma che storia d'amore è questa, veramente? E non io non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose Natalia, prima insieme. che andiamo a finire in galera tutti e due, puoi chiamare il nostro ospite, per favore, così almeno cerchiamo di rimanere seri. Ecco, intanto volevo dirvi che il pezzo con cui abbiamo cominciato, visto che qua il signorino è fan di Frank Zappa, è Flakes da Shake Yerbuti del 1979. Qualcosa da dire, dottore? Grande pezzo, grande album, un album di cambiamento. Nel 79 già Zappa era un mutaforme, quindi ogni periodo, ogni anno cambiava e si avvicinava già allo Zappa anni 80, ma è uno degli album più belli in assoluto, cioè dei pezzoni proprio lì, da Dancing Fool, insomma, veramente un Frank in piena forma. Bene. Natalia, senti, c'è quel video della pubblicità che abbiamo mandato ieri, quello sulla benzina. Se ce l'hai ancora lo puoi rimandare in onda, così il nostro Lorenzo si delizi e si erude un poco, così poi dopo vi dico anche le ultime sul petrolio, va. Se ce l'hai lì pronto all'uso, dimmi tu. Benzina ecco. 5 euro il litro? Vediamo un po'. Con Vespa si può. Ecco, assolo di motore Piaggio 125, come avete Ma io non potuto sento niente, sentire. sentito? Io non sento Sì, niente. gli ascoltatori l'hanno sentito, anche in culo finale alla proposta di benzina a 5 euro, però una buona notizia per voi. Allora, oggi pomeriggio il Ministero del Commercio iraniano ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è aperto. Trump però mantiene il blocco per le navi in entrata e in uscita dai porti e dalle coste iraniane. Il Brent, il barile del petrolio del Mare del Nord, che come sapete è uno degli standard di riferimento mondiale, ha lasciato la soglia psicologica dei $100 e è già sceso a quota 90, cioè l'equivalente dei nostri 76 euro. Mancano ancora $20 per tornare alla quota che teneva prima dell'inizio della guerra, perché prima dell'inizio della guerra veleggiava
attorno ai 70, però i primi effetti cominciano a vedersi. Questo libero passaggio durerà fino al 22 di aprile, perché il cessate il fuoco dura fino al 22 di aprile, ma nei giorni scorsi si è parlato di un'estensione di almeno un mese per questo cessate il fuoco. C'è anche un altro fatto: in ogni caso le compagnie principali di trasporto marittimo hanno dichiarato che fino a quando non ci saranno delle condizioni di perfetta sicurezza per l'attraversamento di Hormuz, non ci sarà nessun movimento da parte delle navi che al momento sono bloccate nel Golfo Persico. Un'ultima cosa: pochi minuti fa, prima che noi andassimo in onda, è terminata una videoconferenza tenutasi tra Regno Unito, Italia, Germania e Francia, più altri 36 paesi, lo potremmo chiamare gruppo dei 40, al termine della quale si è deciso sostanzialmente che Regno Unito, Italia, Germania e Francia manderanno i loro cacciamine come missione esclusivamente pacifica e difensiva, meglio ancora se sotto egida ONU e se con, come si dice, con un'eventuale partecipazione americana, a sminare lo stretto e quindi rendere libero e perfettamente navigabile lo stretto di Hormuz. Un'ultima cosa: sono arrivate già 2 zappe, vediamo un po' Vai. chi è. Ricordiamo agli alleati di Forza Italia che la Salis a Bruxelles è stata salvata da loro. Per il momento ne risponderanno presto, anche se Mediaset l'ha scambiata per i benefici della rete in Europa. Forza Ungheria, colpisci i criminali, che troveremo anche domani a Milano, Maurizio. Poi il Papa può dire quello che vuole, ma dice comunque cose scontate. Si preoccupi piuttosto delle proprie porcherie che ha fatto e continua a fare. Esempio Emanuela Orlandi. Dire che il Papa stia facendo delle porcate e che continua a fare, perdonate, mi sembra molto una chiacchiera da bar. Il Papa fa il Papa e chiaramente parla per la pace. Poi possiamo essere d'accordo sul fatto che non abbia detto mezza parola sul fatto che ci sono degli invasati a Teheran che, ahimè, dal 79 governano e sono convinti che il loro Dio gli abbia dato il mandato di dotarsi dell'arma atomica per sterminare gli ebrei e tutti gli occidentali. Questo è un altro paio di maniche. Ma mettere dentro pure Emanuela Orlandi, insomma, non c'entra assolutamente niente. Torniamo a noi, Lorenzo, prego. Torniamo a noi, torniamo al tema vino, perché dall'altra parte del microfono penso che sia in zona Liguria. Lui è un ristoratore, ma è anche presidente AIS regionale, un punto di riferimento da sempre per la Liguria, ma non solo. Diamo un benvenuto al nostro amico Marco Rezzano, che è già stato tante volte ospite di Radio Libertà. Ciao Marco! Ciao, buonasera. Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ecco, precisiamo una cosa prima di cominciare. L'AIS in questione non è l'agenzia delle dogane che fa paura in America, ma è una cosa molto più gradevole, perché è l'Associazione Italiana Sommelier, prego. È quella che si fa i gotti, Ecco, è una cosa molto più gradevole, prego. Detto questo, puntualizzazione pertinente, No, non volevo sembrare irriverente, ma era giusto Sì, dirlo no, per no, chi no. ci ascolta. Però americana, Rezzano. Poi trasmetteremo una foto di Rezzano. Il nostro amico, fra parentesi, il nostro amico Marco, fra parentesi, ha un locale che consiglio a tutti, se possiamo fare un po' di pubblicità, tanto non ne ha bisogno perché è sempre pieno. Vabbè, bisogno ce n'è sempre, Lorenzo. In quelli di Framura, ed è veramente, coniuga quello che porta, diciamo, in giro quando parla di vino, cioè il fatto della tracciabilità, quando parla di prodotti, quando parla anche di un viaggio che raccontiamo sempre anche sulle frequenze di Radio Libertà, cioè il fatto di, dal bicchiere a quello che abbiamo nel piatto, un racconto, cioè quindi non si mangia ma si racconta una storia e si coinvolge in un'emozione anche chi naturalmente si siede a tavola. E Marco, però ti abbiamo chiamato non per parlare di Framura, e insomma no. poi ne parleremo. Questo posto molto bello a Framura, vicino alle Cinque Terre, ci si arriva anche con la pista ciclabile, la ciclopedonale, che è bellissima, che passa nelle vecchie gallerie del treno, quindi consiglio a chi viene a vedere il territorio delle Liguria di Levante di farci un passo. Detto questo, parliamo un po' di somme, un po' di, sei stato te
nello stand di Regione Verona. Liguria, siamo venuti a trovarci nel Sì, nostro stand del sì. Parco Nazionale, però non parliamo, abbiamo già parlato del parco, cosa vuol dire vino Sì, per le sì, Cinque sì. Terre, e i nostri ascoltatori li abbiamo già stancato il cervello abbastanza. Vinitaly, 2 cifre, anche una sensazione tua più che le cifre si possono leggere anche sulle news, sulle statistiche, la Sì, sensazione tua. le cifre sono sempre importanti, danno la sensazione di qualche cosa di importante, di un movimento che è in uno stato di salute importante, anche se ovviamente poi dopo i produttori e la produzione lamenta un piccolo recesso per tutta una serie di motivazioni che non è difficile comprendere, però dal mio osservatorio, dall'osservatorio dell'associazione, sono emersi alcuni fattori non trascurabili per quanto riguarda questa edizione di Vinitaly. Intanto un numero ragguardevole di importatori, che se ne dica, e questo è un segnale importante e incoraggiante che mi è sembrato di comprendere da un po' di interlocuzioni avute con alcuni produttori eccetera, che arrivassero un po' da Ma che cos'è questa musica? anche Cos'è? dai Non lo nostri so. vini, dai vini liguri nello specifico. Quindi questo aspetto è assolutamente interessante. Un altro aspetto di rilievo, la ricerca da parte dell'enofilo, dell'appassionato della particolarità, dalla storia diversa del vitigno tradizionale, del vino che abbia un'identità tracciabile. Insomma, si ricerca sempre di più la qualità e la radicazione territoriale. Io credo che questo sia un fattore significativo, importante, che dovrebbe anche orientare poi in un prossimo futuro le scelte di molte aziende, di molti produttori. Chi capisce di vino, chi si intende, e lì dentro c'erano solo operatori, oggi non vanno a cercare il vino globale, vanno a cercare il vino locale, cioè locale, che abbia una storia da raccontare, che sia legato al territorio a doppia mandata, insomma, qualche cosa che vada verso la territorialità, verso il paesaggio, verso una chiave di lettura che non necessariamente deve portare alla qualità assoluta, ma all'identità, sì, all'identità, alle radici, alla tradizione, e questo credo che sia emerso in maniera forte da lì, Lorenzo. Poi non so, magari Quello che ti ha anche... sorpreso, allora io ti dico, sono stato allo stand di Regione Liguria e quello del Parco Nazionale, perché dovevo un po' insomma fare un po' anche da trade evidentemente, union fra tutti i produttori, ma ecco, Vinitaly è una fiera enorme dove vedi delle eccellenze, rimani quasi abbagliato, no, da questi stand, da regioni che naturalmente hanno una forza enorme sul vino, dove il vino fa veramente economia e non è, diciamo, una cosa marginale come può essere per piccole regioni come la Liguria, anche se è sì. fondamentale sempre nel nostro contesto territoriale, a livello anche di mantenimento del territorio, come diciamo sempre. Però qual è il vino che ti ha sorpreso a Vinitaly nella tua, e qual hai visto anche a livello regionale, qual è che ti ha stupito di più? C'è stata una cosa che hai scoperto o hai, diciamo, di carattere, proprio una sorpresa che hai avuto? Ma guarda, oggi per quanto mi riguarda c'è una grandissima attenzione a quei vitigni tradizionali che potevano fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, essere messi in ombra da quelle uve che hanno una maggior visibilità. I vitigni cosiddetti di profilo minore, che poi di profilo minore non sono, quindi per quanto ci riguarda l'Albarola, anziché la Bianchetta genovese, anziché il Ciliegiolo. E ora io sto mettendo proprio, come si dice, attenzionando questi vitigni da noi, e ti dirò che mi sorprendono continuamente, perché sono vitigni che regalano vini sempre sobri, sempre eleganti, mai in eccesso, che rappresentano anche un po' il nostro modo di essere, parlando di Liguria, no? E quindi li ho messi sotto la lente
di ingrandimento, ma mi accorgo che raccontandoli, anche quando mi muovo, raccontandoli incontrano tanta curiosità, perché sono gli ex figli di un dio minore che rappresentano bene il nostro territorio, che si producono in piccole quantità, ma che veramente ci permettono di emergere con un concetto semplicissimo, quello dell'esclusività. Sono vitigni che si trovano solo da noi e che leggono perfettamente il nostro territorio. Ecco, io credo che questi siano gli emergenti, ecco, per quanto riguarda la nostra terra, che abbiano attratto anche molti appassionati, perché così sono stato non tantissimo nello stand, però mi sono accorto che le richieste erano anche molto orientate verso quelle tipologie di vino, di uva, ecco, voglio dire. Poi senza parlare, vabbè, ora sembrerebbe un eccesso, però le Cinque Terre oggettivamente attraggono sempre, sono sempre una calamita importantissima, ecco, voglio dire, territorio forte. Ora devo dire la verità, ma anche con il nostro vino dolce, col Passito, lo Chaquetrà, che è un vino giustamente mi è piaciuta questa definizione, dimmi se è giusta, vino da meditazione, perché non è un vino da dessert, un vino da bere, diciamo, e da assaporare. Ora non so se è tipo il concetto tipo whisky, però da bere, insomma, e devo dire la verità, tutti ricercato da tanti, e c'è anche da dire che è stato premiato proprio uno Chaquetrà del Cinque Terre, il miglior vino dolce 2026 al Vinital, quindi una bella soddisfazione. Sì, ma io lo definisco sempre anche da meditazione attiva, nel senso che non è che bevendo ora devi questo spiegarci vino, meditazione attiva, cosa vuol dire meditazione attiva? Vogliamo saperlo, che è scaturito, il processo di meditazione è scaturito dall'assaggio del vino. Non è che mentre sei in un momento così di assoluta, che vedi il mondo nero, di assoluta crisi, devi meditare su te stesso e su tutti i tuoi problemi, ti bevi un bicchiere di Chaquetrà. No, mentre bevi il bicchiere di Chaquetrà ti viene da riflettere, ti viene da meditare sulla fatica delle persone, sulla bellezza dei luoghi, eccetera. In quel senso è una meditazione attiva che è indotta proprio dall'assaggio di questo vino, e ti si apre davanti agli occhi un mondo, come ben sai, Lorenzo, voglio dire. E la Liguria, al di là delle Cinque Terre, è un territorio, una regione che è una fucina di questi vini, ecco, voglio dire. Quindi è andata bene, dai, per noi è andata bene, ma io credo che in generale sia stata una manifestazione positiva per tutto il movimento vino nazionale, che credo che ne abbia un gran bisogno in questo momento, e ci voleva proprio un'iniezione di fiducia, di energia, e non a caso si sono visti tanti personaggi, tante istituzioni e tanti ministri, eccetera, proprio per infondere anche questo coraggio, questa energia, questa spinta che questo mondo che traina l'economia dell'agroalimentare nazionale ha bisogno, ecco, io credo. Da questo punto di vista Vinitaly positivo. Antonino? Che tipo di consumatore è quello che va al Vinitaly del 2026? Chi va a Vinitaly, anche visto il biglietto di entrata, a Vinitaly ci va l'operatore. Vinitaly ci va l'operatore professionale, ci va l'appassionato di alto profilo, e quindi è un operatore erudito, preparato, che conosce il vino, che ne conosce le sfumature, che ne conosce la poliedricità, che ne conosce la capacità di esaltare anche un piatto, un pranzo, una cena al ristorante. Quindi cresce sempre di più questo movimento, e io credo che insomma con Vinitaly si concretizzi proprio questo legame tra la produzione e il mondo del consumo. Le persone che visitano Vinitaly sono gli strumenti, sono i mezzi attraverso i quali i produttori possono presentarsi al mercato, veramente, e ce ne sono tanti veicoli di questo tipo, voglio dire. Ne abbiamo formato negli anni e nei decenni
è veramente una schiera importante, nutrita, appassionata, insomma, bello, sempre Bene, bello. bene, Marco, il tempo ci corre dietro, ma sappiamo anche che Grazie. sei impegnato anche te, quindi se Sì, così almeno grazie. da buon ligure ti porti a casa almeno un risultato, ci hai dedicato 10 minuti, ma chi vuole approfondire un po', parlare di vino, parlare di territorio, può andare a trovare il nostro Marco Rezzano, che come ricordiamo, presidente AIS Liguria, nonché ristoratore in quel di Framura. Di l'hotel, il ristorante dov'è? E come si chiama? A Framura, l'Agave nel porticciolo di Framura. In un posto meraviglioso, quindi chi vuole farsi un bel giro e farsi una bella passeggiata sulla ciclopedonale che passa per le gallerie e arriva fino a Levanto, può fermarsi poi a mangiare dal nostro amico Marco Rezzano e sicuramente vi farà assaggiare dei vini, vi porterà, diciamo, un po' a spasso per la Liguria, ma non solo, perché è una carta di vini molto ricca. Grazie Marco, grazie Marco, e alla prossima. Grazie Lorenzo, come sempre, a presto. E allora era dovuto questa spolverata, per il nostro amico Marco è sempre gentile e alla fine è sempre disponibile anche quando è impegnato. Detto questo, Antonino, sono le 17:59 minuti, quindi hai 25 secondi per intrattenerci, 20 secondi, 30 secondi, non lo so, perché tra poco chi c'è? Un cammello entra in un bar e cade. Ecco. E cosa succede? Dicevi intrattenerci, ti ho detto una freddura così al volo, un cammello entra in un bar e cade. Va bene, ci risentiamo dopo adesso liberamente col direttore responsabile Giovanni Sallusti, che abbia pietà delle nostre anime. Quando ha finito licenzierei in tronco Antonino Danna e spedirà via il sottoscritto. Ciao a tutti, a dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.